Oggi siamo ancora in quel di Rogliano, stiamo andando in direzione autostrada Salerno-Reggio. Una giornata uggiosa questa, piove da stamattina. Siamo al centro del comune di Rogliano, stiamo arrivando da Marzi, stiamo documentando anche questo grosso centro della Presila, girate a destra. Savuto. Anche questi paesi molto popolosi negli anni passati oggi soggetti a totale spopolamento, anche se sono dei comuni che sono 2 passi dalla città. Girate a destra. Però eccoci qua, tra poco, fra 5-6 km arriveremo in prossimità del bivio di Piano Lago, Rogliano. Siamo a casa. E ci vuole un po'. Oggi abbiamo rimesso in auge un vecchio compagno di lavoro, il vecchio telefono Samsung I 5910 Omnia, uno dei primi telefoni fatti di videocamera prodotti da Samsung, un mezzo potentissimo che ancora, come potete vedere, riesce a elargire grossi video in MP4 con una qualità ottima. L'unica cosa che non andava bene in questo apparecchio era l'audio, che era alquanto scadente, non disponeva di nessun tipo di compressore o processore, ma per il resto andava bene. Oggi stiamo trovando dei personaggi degni di nota alla guida, uno è andato via poco fa, l'altro è quello che abbiamo adesso là. Comunque ci andiamo piano piano quando non abbiamo fretta. Papà, lì c'è un pulmino. Papà, io ho visto un È pulmino. abbandonato quello. Seguiamo l'esimio signore dotato di Suzuki Alto, la famosa macchina per cui 4 ruote chiese alla Suzuki di rifare vivamente il progetto, perché era una macchina che proprio non era né carne né pesce, e ogni tanto qualche esemplare di questa vettura si vede. Tra 200 metri girate a sinistra. Girate a sinistra. Qui siamo a Santo Stefano di Rogliano. Papà, ma ci sono anche i semafori per le persone quando posso... Sì. Tra 300 metri girate a destra.
girate a destra. Siamo nel comune di Mangone e tra poco saremo allo sviluppo autostradale della Salerno-Reggio, la mitica autostrada. A 500 metri ingresso autostrada San RC. Zona abitata, piano lago, frazione di Mangone. Tra 300 metri tenete la sinistra, poi tenete la destra. Siamo a inizio gennaio 2016, questa giornata di pioggia. Stiamo per imboccare la Salerno-Reggio Calabria in direzione sud. Tenete la sinistra, poi tenete la destra. Eccoci qua, questo filmato lo colleghiamo direttamente con la Salerno-Reggio. Lo termineremo, se Dio vuole, a principio di Cosenza. Tenete la destra, poi prendete l'autostrada. Stiamo già prendendo l'autostrada che Salerno? certo, devi andare in direzione Salerno per andare a Cagliari. Ah sì. Eccoci qua. La meravigliosa Salerno-Reggio ci aspetta con le sue intemperie che non mancano mai e il suo limite di 100 km/h. Cosenza 13,8. 13 km. Sì. Hai fatto bene a togliere la scheda che non ti spegni più il navigatore, visto? Quando sarai grande poi vedrai questi video su YouTube dove ti ricorderai il papà. Tu ti ricorderai quando eri piccolino, ti vedevi sempre con papà che facevi arrabbiare. Mi sono maledetta. Metti là che poi le porti aperti, dai. Sono maledetta. Papà, non lo cintura. Mettila. Poi pericoloso. Non ti dico, Mettila. Se non valico del piano lago, se 143 metri sul livello del mare. Limite 100 km/h. No, piove. Perché non metti più veloce? Va bene così.
si potrebbe, prima c'erano deviazioni ma adesso non ci sono più, Questo è sotto le gialle. sì, mo, c'è il limite di 80 orari, adesso siamo andati a 120, Adesso sono in mezzo. Porto. un Audi era quello, Porto dov'è? e va, Questo qua. quello bianco, sì. Veloce dov'è? Papà, perché non ci mettono questi sacchi? Però serve se nevica il sale si scioglie sulla strada per far sciogliere la neve lui. Qui non devi capare. Nevica lui. Ma noi non è. Nevica pure da noi, dipende dagli anni. Ma noi non ho mai navigato. Dov'è il Ford? È andato avanti lui. Io non credevo che il Ford era veloce. Sono veloci. Questo blu era da Ford, questo blu. Sì, Ford. sì, Vabbè, ma tutte le Ford sono veloci. tutte le lasciano, questa non è una Ford lui. Cos'è? Macchina è? Dracula, Eh? Dracula. La Cuba. Quella è una antena del telefono sopra, hai visto quella? Del telefono? Perché c'è linea? Sì, c'è tutta, su tutta l'autostrada c'è la linea. Queste sono le botte. Che l'asfalto non è stabile dappertutto. Ed eccoci qui, così. Cos'è? Se lo devo dare. Termina questo video di oggi. Che Gennaio devo fare? 2016. Ma perché devo fare? No. Ma perché devo fare?